L'attrezzo agricolo più grande che abbiamo è l'essiccatoio per cereali. È un dispositivo che utilizziamo per rimuovere l'umidità del mais fresco dopo la raccolta, così da permettere la sua conservazione a lungo termine. Crea un ambiente caldo e secco dove l'aria calda circola attorno al mais e rimuove gradualmente l'umidità. Ogni anno quindi noi lo utilizziamo per essiccare il mais prima di stoccarlo nel capannone. Come per tutti i mezzi però ha bisogno di una corretta manutenzione. Il nostro è stato prodotto dall'azienda Stral Agrimec, con cui forse sapete che sto collaborando da tempo, e oggi un loro tecnico ci raggiungerà in azienda e farà un controllo generale di tutto l'essiccatoio. Adesso Matteo ci dirà le 6 cose più importanti da controllare per fare una corretta manutenzione all'essiccatoio prestagionale. Allora, una delle prime cose da fare è assolutamente guardare le cinghie della macchina, perché se ci sono cinghie rovinate o tagliate vanno sostituite. Ok, queste sono le cinghie. Ti conviene sostituirle? Vedi, sono già molle. Ok. La tensione corretta, un trucco che mi hanno insegnato, è solo però a livello pratico, non è niente di teorico, effettivo. Quando tu vai a premere con il dito, la cinghia deve avere lo stesso spessore dell'altra, quindi si dovrebbe fermare qua. E allora questo vuol dire che la cinghia non è né troppo tensionata né troppo allentata. In questo caso se io arrivo alla mia pressione senza fare troppo danno, vedi? Ah, ok, sì. Quindi perché questo? La premi troppo. Esatto, quando va queste si scaldano, si allungano, quindi queste fanno così dopo a te. Ok. E sono già danneggiate, io le sostituirei. Per questa misura non le abbiamo in fabbrica, però abbiamo quelle. Guardando questa misura e lunghezza riusciamo a darti la cinghia che va bene. Se fai un salto in azienda magari portando la cinghia la guardiamo insieme. Quindi molto probabilmente più avanti farò anche un giro in azienda da loro a Grisignano. Ok, quindi il primo controllo fatto, adesso passiamo al secondo. L'ingrassaggio, crociere, cuscinetti di tutta la macchina. L'ingrassatore e il rullino, e c'è anche un tendicatena che è con l'ingrassatore. Porti la spatola vicino qua, allenti la catena un po', sai che c'è il bullone qua, prendi la punta della spatola e fai così. Se fai così e ha l'asco vuol dire che sono i rullini da cambiare, quindi tu dai sempre una controllata, perché l'unica maniera per capire se i cuscinetti sono bloccati all'uomo è fare questo lavoro. C'è da controllare la coclea, giusto? Sì, lo spessore di questa coclea è ottimale, ha ancora un buon centimetro, vuol dire che non è usurata talmente tanto da doverla sostituire. Anche quella di carico è a un buon mezzo centimetro, quindi è ancora buona. Ok. Adesso noi andiamo a vedere l'olio dei riduttori, se è tutto quanto a livello. Ok. Allora, sente che non è mai stato aperto questo tappo? No, l'ho aperto una volta. Vediamo se siamo fortunati. Hai un altro nylon che non faccia delle gocce per terra, lo mettiamo sotto qua per favore. Eccolo. No, è buono l'olio, guarda. Allora, c'è il livello ed è chiaro anche, guarda. Si può mettere nell'insalata quello lì? Sì, sembra, guarda, eccolo lì. Sì, è perfetto. E anche l'olio è a posto. Allora, questo è il livello corretto dell'olio. Se esce qui vuol dire che sei a un livello giusto dentro la scatola di olio di ingranaggi, e abbiamo visto prima è ottimo. Se dovessi cambiarlo, una volta che apri questo tappo, lo apri tutto per far passare l'aria, sotto qua c'è un tappo di scolo e lo lasci correre da sotto, così lo svuoti completamente. E se passiamo alla parte più impegnativa, il bruciatore. Il bruciatore. Qui ci sarà un po' più da fare. Mi serve la chiave. Non so se riusciamo a salvare lo stampo di campo. L'ho preso da sì, dai. Questo è il bruciatore. Questo è l'interno dell'essiccatoio. Visto che abbiamo smontato il bruciatore, che dobbiamo ricostruire la guarnizione della testata, diamo una controllata dentro le punterie d'accensione e gli ugelli che hanno un filtro, se tutto è corretto e pulito e tutto funziona in maniera adeguata. Questa è la ex guarnizione, c'era prima.
motore che gira, fa girare una girante che soffia l'aria. La pompa è innestata meccanicamente sul motore. Quando hai corrente al motore gira automaticamente la pompa e pesca, quindi tu hai aria, Sì. tu hai gasolio fino alle elettrovalvole. Con il consenso che tu dai dello start del bruciatore si apre l'elettrovalvola, il gasolio passa, arriva al gelli e soffia gasolio, quindi tu hai aria, gasolio e nello stesso tempo dello start hai anche l'accensione delle punterie d'accensione e hai corrente, si accende il fuoco, si inizia la scintilla, si accende il bruciatore. Ok. Adesso togliamo la testata per vedere le punterie là davanti. Vedi che qua è tutto quanto sporco, questo è tutto quando essichi, la polvere che torna dentro. E quello ogni quanto bisognerebbe aprirlo? Se lo fai prima della stagione è meglio, perché vedi i gelli come sono, si sporcano, vedi le punterie. Quanto tempo sarà che non si apre questo? Un bel Po', vedendo la guarnizione. Ah, La pulizia delle punterie d'accensione compresa di ugelli va fatta almeno a fine stagione o inizio prossimo anno, insomma. Adesso tutto bello pulito. Sì, adesso puliamo anche gli ugelli, all'interno hanno dei filtri. Ah, quelli sono gli ugelli, giusto? Sì, questo bruciatore è bistadio, ha due fiamme, come dicevamo prima, 60 gradi, 120 in base a quanto temperatura lo imposti. Dove arrivano le punterie di accensione è la prima fiamma, quindi la prima elettrovalvola, dove c'è l'altro ugello è la seconda fiamma. Tu monti in prima fiamma un ugello da 6 in questo caso. È andato, questo funziona bene, anche questo funziona bene. Dopo... Se vedi che quando soffiando non spruzza qua, ma torna tutto indietro, o vedi che oppele là, oppele là. Adesso in pratica dobbiamo fare la guarnizione che andrà qui sopra, che serve poi da mettere lì. Questo è il foglio della guarnizione. Guarnizione completata, andiamo a sostituirla. Perfetta. Quando lo monti ha un forellino, questo va sulla parte inferiore, Ok, che è sotto. per il gocciolamento del gasolio. Se dovesse gocciolare qualcosa il gasolio va giù. Ah, ok. Bisogna spostare un po' il tavolo. Un po' si deve schiacciare perché si deve adattare. Anche il bruciatore controllato e sistemato. E adesso resta? Adesso resta da provare il quadro elettrico nel momento di accensione. E quello ovviamente non lo accendiamo adesso, ma lo proveremo prima di essiccare il mais la prossima stagione. Veloce controllo il quadro elettrico, visto che va bene. Allora ringraziamo tanto Matteo che ci ha dato una controllata generale a tutto l'essiccatoio. Ringraziamo Stral Agrimec per aver collaborato a questo video. Se volete trovate tutti i loro riferimenti in descrizione a questo video. La manutenzione è molto importante, soprattutto prima di iniziare una stagione. Se avete bisogno di assistenza, come ha detto Philips, trovate tutti i nostri riferimenti sul sito web. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!